Sarebbe da distruggerli tutti. Distruggere chi? Cosa? Ci sono i tossicodipendenti che sono sempre lì in zona, vicino ai supermercati, si prendono le birre e tutto. Ogni tanto senti delle sirene che arrivano. Un ritrovo di tutti i lazzaroni che si conoscono, un ritrovo. Rione Santa Barbara a Mestre, tra la Gazzera e via Miranese, zona che prende il nome dalla chiesa attorno alla quale, in un'area compresa tra via Calabria e nei pressi del Serte, le attività commerciali vicine ai parchi, dal pomeriggio a notte fonda, stando ai residenti, si riunirebbero sbandati, tossici e delinquenti di varia natura e nazionalità, in fuga dalla repressione della zona stazione dei treni. C'è disagio comunque certi orari, specialmente di pomeriggio e anche la sera. E questo insomma è un po' il problema. Problema per il quale ora si chiede in una lettera scritta l'intervento del sindaco. Venga a vedere gli sbandati in fuga dalle vie Piave e Trento, dicono i cittadini quasi omertosi di fronte alla paura con cui si devono rapportare giorno dopo giorno. Lasciamo perdere, io sono vecchia per cui non voglio espormi più di tanto, tesoro. Ci sono quelli del CERT. Quindi lei dice ci sono problemi legati alla gente tossicodipendente? Sì. Non mi fido a fare tutta la strada da sola. Perché? Che cosa incontra lungo la strada? Non si sa mai con quello che succede.